Amore, non mi aspettare per pranzo perché ho un sacco di cose da fare. Andare alle poste, prendere Giuseppe, all'avvocato. No, ma pure io sono impegnatissima. Mi devo vedere la prima puntata di House of Cards, la quinta puntata del Trono di Spade e l'ultima puntata di Lost. Amore, ma tu quando vivi? Tra una stagione e l'altra. Vabbè, allora appena fai il cambio stagione mi chiami. Ciao. Che canti di prima mattina, che canti? È la sigla della mia serie preferita, ascoltarla tutta è un rito. Ma perché tu mi vorresti dire che questa è sigla? Te la faccio sentire io una sigla favolosa, dai cercare! Un medico in famiglia, queste erano serie TV, no che c'è annuncia, amore, buonanotte. Ma che fai, dormi? Che devo fare a mezzanotte? A mezzanotte si cominciano a guardare le serie TV. Cioè da mezzanotte alle 5 potresti vederti 6 puntate da 50 minuti, 7 puntate e mezzo da 40 minuti. E se trovi una puntata di una serie che dura 20 minuti a puntata, te la finisci tutta stanotte. No, io preferisco guardarmi la puntata di una serie che dura 6 ore di fila. E come si intitola? Spogliati e bacurcati. Amore, non hai dormito nemmeno questa notte, te ne rendi conto che non puoi fare questa vita? Ma perché da cosa si capisce che non ho dormito? Ma se c'hai gli occhi neri, c'hai gli occhi Queste sono occhiaie, ignorante. Sono medaglie per chi ha sacrificato la notte davanti al PC. Perché l'occhiaia è un apostrofo rosa fra le parole serie e TV. Che urli, amore, sono le 4 di notte. Stiamo morendo il protagonista, cretino, ma si è salvato. Certo, hai fatto saltare in aria pure l'assassino. Compa, mi dovresti ringraziare, ti ho salvato la vita. Nosotros somos, vosotros Ma che stai sois. facendo? Sto imparando lo spagnolo perché la prossima stagione esce in lingua originale senza sottotitoli. Tu sei pazza, tu sei pazza. Yo soy Pablo Emilio Escobar, hijo de puta. E puta pure. Amore, è finita la mia serie preferita. E io adesso che cosa farò? Dove andrò? Io chi sarò? Dai, amore, però in compenso ci possiamo guardare un po' di televisione insieme, guarda che bello. E chi è questa con il detersivo in mano? Amore, una pubblicità.